Teatro Trianon Viviani, il teatro del popolo, per una serata d'incanto. Ricordate, Teatro Trianon Viviani e del popolo. Amici di Napoli World Magazine, abbiamo il piacere e l'onore di avere il maestro Nino D'Angelo al Teatro Trianon, che ci parlerà della commedia sceneggiata L'Agro Napoletano. Beh, L'Agro Napoletano è un classico del Novecento di Libero Bobbio, è stata sempre una sceneggiata di successo. Io l'ho riadattata, gli ho fatto un adattamento d'angelianizzandola, mettendo anche delle mie canzoni edite dentro, e niente, per far sì che questa sceneggiata si potesse fare in questi anni. Visto che questa sceneggiata è un ritorno alle sue vecchie passioni. Sì, perché io nasco con le canzoni sceneggiate, il mio primo disco si chiamava Storia mia ed era stata fatta una sceneggiata, quindi è uno sfizio che mi sono tolto dopo 25 anni. Non credo che la sceneggiata possa diventare un teatro domani, sì, però dalla sceneggiata si possono prendere delle cose e si può sempre, si possono adattare. Popolo napoletano. Vero popolo. Esatto. Quindi questo sarà veramente un là, oltre a quello che lei ha fatto, di Sergio Villani. Sì. Ciao, buon proseguo. Il teatro Trianon diventerà sempre più un teatro della canzone napoletana. E del popolo. Grazie. Ciao, grazie. Amici dei Napoli World Magazine, stiamo ancora al Teatro Trianon e abbiamo il piacere di avere al nostro fianco Maria Nazionale. Esperienza completamente nuova per me, devo dire, mi cimento in questa cosa e ne sono veramente entusiasta. Insomma, è un bel lavoro, è un riadattamento di Nino per quanto riguarda la sceneggiata, è un testo degli anni 30 e ovviamente Nino ne ha fatta una roba, insomma, abbastanza attuale. Ci sono delle canzoni nuove che lui ha scritto appositamente per me, una si chiama Pensieri mie e l'altra invece è Natu Giorno. Si può dire che in questo lavoro lui non ucciderà Is, cioè malamente o malamente, però insomma c'è una bella sorpresa. Cerchiamo di renderlo attuale, anche questo anche per essere lontani dalla violenza. Diciamo che non sarà la solita sceneggiata, sarà più in chiave moderna, va? Vogliamo parlare a vedere le tue canzoni bellissime che piacciono tanto al pubblico napoletano e oltre il pubblico napoletano, visto che abbiamo Maria Nazionale. Ma io fortunatamente sono un po' una fortunata della canzone napoletana. Quando si dice canzone napoletana si dice canzone nel mondo, continua ad esserci un bel seguito e devo dire di questo ne sono veramente felice. Vive la canzone napoletana, insomma, perché siamo in pochissimi ancora a rappresentarla, però teniamo duro e cerchiamo di portare ancora avanti le nostre radici. Allora, noi ti auguriamo ogni bene a te e a tutti i cantanti napoletani e a tutta Napoli. Un saluto da Enzo Maiore, Napoli World Magazine. Anche da parte mia un grande bacio e vi aspettiamo a teatro. Teatro Trianon Viviani, il teatro del popolo, per una serata d'incanto. Ricordate, Teatro Trianon Viviani e del popolo.